Martedì 7 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Notizia in primo piano, purtroppo una tragedia che ha colpito una famiglia bellunese. Muore nelle braccia di moglie e figlia l'imprenditore Roberto Maso. Stava partecipando in Val di Fassa a una passeggiata sotto la luna quando un malore lo ha stroncato. L'azienda di famiglia è la Flex Piave di Borgo Valbelluna, che produce materassi. Venerdì mattina il funerale. È riuscito solo a pronunciare un oi, soffocato dalla fitta dolorosa al petto, poi si è accasciato sulla neve gelida della notte. Se n'è andato così Roberto Maso. Avrebbe compiuto 54 anni sabato, imprenditore di Borgo Valbelluna, titolare insieme ai fratelli della Flex Piave, storica azienda che produce materassi a lentiai. Una camminata al chiaro di luna organizzata da Rifugio Fucciade al Passo San Pellegrino si è trasformata in tragedia. L'uomo aveva raggiunto rifugio per prendere parte alla passeggiata notturna insieme alla moglie Patrizia Bertelle e alla figlia Elisa, che ha provato in tutti i modi a rianimare il papà. Affogato nei liquami, l'autopsia non basta, si cercano i farmaci, necessarie le analisi tossicologiche per stabilire la verità su Antonio Salina. Saranno le analisi tossicologiche a fare luce sulla morte di Antonio Salina, 84 anni di Feltre, l'anziano fuggito dalla casa di riposo di Arsieri, trovato morto dopo 4 giorni martedì scorso. Gli erano stati somministrati i farmaci per la sua patologia. Come è potuto fuggire? L'inchiesta aperta per la morte del pensionato è ancora contro ignoti, ma gli accertamenti cruciali per valutare eventuali responsabilità di terzi proseguono. Domani a Celarda l'addio ad Antonio. Foto di copertina: Lamon, la cosiddetta pala rossa sarà pronta nel 2024, via ai lavori della galleria tra Altopiano e Trentino. Nell'estate 2024 la galleria Palla Rossa sarà realtà a distanza di 8 anni dalla sottoscrizione dell'accordo tra Regione Veneto e Provincia di Trento per la realizzazione dell'opera. Ieri a Lamon la posa della prima pietra, e vediamo l'assessore ai trasporti nonché vicepresidente della Regione Veneto De Berti, mentre appunto posa la prima pietra per l'avvio di questo lavoro, affiancato dal presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, dal sindaco di Sovramonte e anche dal sindaco di Lamon. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Belluno, non tornano tutti i conti, allarme costi al liceo Lollino, e sempre dal capoluogo bando deserto per gestire gli impianti del Nevegal. Obesità in provincia, dati migliori della media italiana, e sempre per quanto riguarda la sanità, stanziati 800.000 euro dalla regione per interventi all'ospedale Codivilla. Siamo all'ospedale di Cortina d'Ampezzo. Per quanto riguarda lo sport, curling, argento al club Dolomiti con gli uomini dopo lo scudetto vinto dalle donne. E sempre dalla prima pagina per quanto riguarda lo sport, automobilismo, Rudy Pollett pronto a correre nell'Europeo dei rally. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la curiosità: non solo studenti e giovani al corso di Casaro all'Agrario. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco la notizia che apre l'edizione di oggi. In questo caso siamo in Nevegal, impianti del Nevegal. La gara è andata deserta, neppure l'attuale gestore presenta un'offerta al comune, vincoli stretti, siamo tagliati fuori. L'assessore tenta con una proroga, c'erano interessamenti, diamo altri 40 giorni. E sempre a proposito degli impianti di risalite della stagione invernale, impianti più 13% di passaggi, niente pienone negli alberghi, dati positivi sulle piste grazie al mordi e fuggi, strutture ricettive salvate dagli stranieri. Canoni idrici, la provincia deve rimborsare le centraline mai realizzate, la sentenza del Tribunale delle Acque, la provincia presenterà ricorso. Cortina, danni al cantiere della pista da bob, valutiamo le telecamere, abbattute le reti di protezione, Ghezze, l'assessore comunale, ma i lavori non si fermano. E la foto di copertina è identica a quella trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno, che ci porta a Lamon, primi colpi di ruspa alla galleria della Pala Rossa, 16 mesi per avvicinare Feltrino e Primiero.
Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la strage di Crotone, atti concreti dopo il dolore, l'appello di Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana, che ricorda l'esodo di Kabul. Il Capo dello Stato richiama l'esecutivo e l'Unione Europea, è l'ora delle scelte operative, i socialisti europei attaccano Meloni, come dormi la notte, lei fa muro, Fratelli d'Italia, sciacallaggio. E sempre a proposito della strage di Crotone, trattati come animali, la denuncia dei legali, 98 sopravvissuti trattenuti in condizioni disumane, panche di ferro al posto dei letti e bagni promiscui, ora quel centro va chiuso. In questo scatto vediamo l'esterno del centro per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto, il più grande d'Europa, dove sono ospitati i superstiti del naufragio. La riforma, pagina 4, il governo smonta il reddito, ovviamente parliamo del reddito di cittadinanza, norme più severe ma i risparmi saranno inferiori al previsto, frizioni fra tesoro e lavoro, insorgono 5 Stelle e PD, a rischio 1 milione di persone. Queste alcune dichiarazioni. Antonio Misiani, parlamentare del PD, hanno tagliato del 20% i fondi contro la povertà del 2024, senza soldi sono nozze coi fichi secchi. Federico Freni, sottosegretario all'economia, dobbiamo risolvere il tema delle politiche attive e uscire dalla logica del sussidio. E sempre a proposito della riforma del reddito di cittadinanza, l'aiuto ai poveri si sdoppia, sostegno ridotto agli occupabili, alle famiglie in difficoltà con over sessantenni, minori o disabili fino a 500 euro per 18 mesi, sanzioni più dure, chi imbroglia rischierà 6 anni di carcere e dovrà restituire il tutto. E sempre a pagina 5 troverete una tabella con i dati riferiti al reddito di cittadinanza, nuclei beneficiari, persone coinvolte e importo medio di reddito e pensione dal 2019 al 2023. Tutti i dati si trovano in questa pagina. A proposito di economia italiana ed europea, siamo a pagina 6, debito, la svolta UE, accordo sulla riforma del patto di stabilità, piani di rientro ad hoc per i singoli stati e più tempo per chi farà riforme e investimenti. Vediamo il debito pubblico nell'Eurozona. Questa è la situazione. Al primo posto abbiamo la Grecia, con le cifre sono in percentuale del PIL con il 178,2%, ma ahimè l'Italia è al secondo posto con il 147,3%, seguito da Portogallo, Spagna, Francia, Belgio. La media europea è del 93%. La russa in Israele, viaggio perfetto, ma sul fascismo non risponde e fugge. Il presidente del Senato in Israele, oggi l'incontro con il premier Netanyahu che giovedì sarà in Italia. Fatti adesso che riguardano la nostra regione, il Veneto, siamo a pagina 8, cadavere nel Bacchiglione, è omicidio, ucciso con una decina di coltellate, delitto a Padova, il corpo è di un 39enne tunisino, era un irregolare con precedenti per droga e reati contro la persona. E sempre dal Veneto, gli amici scappati dopo lo schianto rintracciati dai carabinieri. Ore dopo la strage dei ragazzi nel Trevigiano, il conducente della Polo, urtata dalla BMW, è indagato per omicidio stradale, rischia anche l'omissione di soccorso. Disposta una perizia sulla folle bravata a 140 all'ora, conclusasi appunto in tragedia. Sono morte queste due ragazze, Eralda Spahillari, 19 anni, di Ponte di Piave, e Barbara Brotto, 17 anni, di Rustigné di Oderzo. L'hanno uccisa, non correte in auto, la cugina di Barbara lancia l'accusa, la parente della 17enne chiede prevenzione, mamma Gabriella non smette di piangere. Ancora dal Veneto, denaro dal Veneto alla Cina, azzerati i flussi tracciati, spariti 100 milioni di euro per gli inquirenti, è legato all'attività della filiale fantasma della banca cinese. L'entità delle rimesse dalla nostra regione è diminuita di 200 volte in 10 anni. Ma continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, la gestione del Colle, la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Nevegal, gara per gli impianti deserta, il comune gioca la carta della proroga, neppure l'attuale proprietà presenta un'offerta, l'assessore Roccone, ci sono interessamenti, diamo altri 40 giorni. Le condizioni messe nel bando ci impediscono di partecipare, questa è la dichiarazione della società che attualmente gestisce gli impianti del Nevegal, parliamo di Nevegal 2021, non ha il fatturato minimo richiesto e sono stati inseriti troppi obblighi.
Dolomiti Mare, la community per le vacanze dei più giovani, notizia che troviamo a pagina 16. I ragazzi potranno mungere le mucche, fare il formaggio, produrre cosmetici e trasformare la passione in lavoro. Nasce nel Bellunese, conta 400 attività in tutta Italia e offre pacchetti turistici emozionali. E sempre a proposito di turismo, tra influencer sulle Dolomiti, il territorio si promuove in rete, dalla bella Anna Nushin alla mamma con 6 maschi fino al Total Ski di Marlene, la DMO rivolge il marketing a diversi target di clientela. Siamo a pagina 17, turismo in montagna, sci, il settore vola nonostante i prezzi, più 13% dei passaggi con il Mordi e Fuggi. Note positive quelle di Marco Gregoletto, presidente dell'ANEF, se proseguirà così supereremo i numeri del pre-Covid. Gli albergatori soddisfatti a metà, stagione salvata dagli stranieri, strutture piene tra il 60 e il 70%, ma poteva andare meglio. Pirro, la carenza di neve ha influito, l'atmosfera è importante. Sopralluogo a Palazzo Bembo con l'Università di Verona, il progetto della facoltà di informatica, l'approfondimento vi aspetta a pagina 17. A pagina 18 invece Donna, vita, libertà, i bellunesi riflettono sulla lotta per i diritti del popolo iraniano. Passuello a capo del Sorotemist, il nostro sguardo ai problemi di grande attualità. Chiamulera, Cortina si conferma un luogo aperto ai confronti con tutto il mondo. Un articolo, un approfondimento riferito alla festa della donna che ovviamente è per domani, mercoledì 8 marzo. Il caso, pagina 19, centraline mai realizzate, i canoni non sono dovuti, il Tribunale delle Acque Dolomiti Derivazioni non deve pagare le sue concessioni, la provincia condannata a restituire 42.000 euro impugna la sentenza. Notizia di spalle, investite da una Porsche mentre attraversano 2 donne in ospedale, il fatto è accaduto in via Vittorio Veneto, siamo nel capoluogo di Belluno. Notizia invece adesso che riguarda il Covid-19, il report settimanale Covid, positivi in calo, deceduta una 83enne, sono 198 i bellunesi attualmente positivi al Covid, il virus circola ancora in provincia ma con numeri di casi sempre più ridotti, tanto che l'incidenza settimanale, cioè i nuovi positivi, è ancora al di sotto della soglia epidemica dei 50 casi per 100.000 abitanti. Notizia adesso che ci portano nel Feltrino, pagina 20, Galleria della Pala Rossa, al via 2 anni di lavori per raddrizzare la strada statale 50. Posa della prima pietra e buoni auspici per i collegamenti tra Feltrino e Primiero. I costi sono lievitati da 25 a 31,7 milioni di euro, non è chiaro chi coprirà i rincari. Questi numeri, 950, sono i metri di lunghezza complessivi della galleria che verrà realizzata lungo la strada regionale 50 del Grappa e del Passorolle tra Ponte Serra e Ponte Oltra. 2 le piazzole che saranno costruite, una per ciascun senso di marcia e una sarà collegata all'esterno per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, sarà lunga 60 metri e comprenderà anche un percorso pedonale. 480 sono i giorni fissati per il completamento dell'opera, il cui cantiere è stato consegnato formalmente il 20 febbraio all'impresa esecutrice. 6,7 sono i milioni che ancora ballano tra quelli già stanziati e il conto aggiornato dopo la revisione dei costi legati all'aumento delle materie prime, una somma che deve essere ancora trovata. Una bretella all'ingresso sud eviterà deviazioni del traffico, rassicurazioni dall'impresa 4 Streets che eseguirà l'intervento Taccini di Veneto Strade. L'opera avrà larghezza minima di 7 metri. E sempre a proposito degli investimenti in provincia di Belluno per quanto riguarda la viabilità, l'impegno dell'ANAS sulle strade del Veneto, 900 milioni non solo per i giochi. L'amministratore delegato ha sottolineato la sinergia tra gli enti. L'assessore regionale De Berti, un lavoro preparatorio di 7 anni. Continuiamo con pagina 23, piano delle alienazioni, manifestazioni di interesse per appartamento e terreni, siamo a Feltre, le offerte saranno vagliate nei prossimi giorni per procedere poi alla gara. L'assessore comunale Bona, presto un nuovo avviso con cespiti in zona Villa Paiera. Altre notizie da Feltre, i 100 anni degli alpini raccontati in un volume alla libreria 4 Sas e fino al 30 aprile chiusa via Beccherie per finire il Belvedere. Ancora da Feltre, chiesa di Celarda, domani alle 10.30, l'ultimo saluto ad Antonio Salina, l'anziano che era scappato dalla casa di riposo di Arsier e che purtroppo tragicamente è morto in una vasca di una azienda agricola sempre del comune di Arsier. Ancora da Feltre, Cesio vende la Panda e Arsier se la compra, notizie dai Feltrini, scambio tra i comuni, in questo caso appunto tra il comune di Cesio Maggiore e il comune di Arsier.
Rimaniamo nel Feltrino con pagina 24, Santa Giustina, scuola bus e mensa più cari, solo un lieve calo di iscritti. Il problema resta l'elementare di Meano che l'anno prossimo avrà solo 6 bambini. Dopo le polemiche sugli orari delle medie, solo 2 ragazzi cambieranno plesso. Fusione tra Quero Vasse e Alano, Biasotto, miglioreremo i servizi. L'attuale consigliere 10 anni fa era sindaco e fa il suo bilancio. Allora ci furono eccellenti risultati, siamo uniti anche stavolta. La MON, attività del gruppo Alpini a favore della comunità, e continuiamo con pagina 25 purtroppo con una tragedia. Colto da un malore durante la passeggiata muore Roberto Maso, notizia che abbiamo trovato nella prima pagina del Gazzettino di Belluno. L'imprenditore di Lentiai avrebbe compiuto 54 anni a breve, era impegnato nell'azienda di materassi avviata dai genitori. Limana Artificieri oggi in azione, circolazione limitata nella zona di Valmorele, e ancora dolcezza da Limana a Trichiana, la gelateria Isma cambia sede. L'attività partì 40 anni fa nel giardino della casa di famiglia di Laura Isma, ora la nuova sede a Borgo Valbelluna sarà un posto dove trovare tranquillità nel verde. Pagina 26, Cansiglio, chiosco a rifugio Santo Svaldo, polemica sul canone irrisorio. Il consigliere Zanoni interroga la giunta regionale sulla struttura turistica. Da Fregona è partito un esperto alla Corte dei Conti per verificare la cifra. Longarone è scossa di terremoto nel primo pomeriggio, fortunatamente senza conseguenze. E ancora Polpet piange Emanuele, scomparso a 44 anni. Il manager commerciale viveva in Emilia. Saranno celebrati questa mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Polpet i funerali di Emanuele Tonon, 44 anni, manager della grande distribuzione spentosi in Emilia-Romagna, dove si era trasferito da tempo per la sua attività professionale. L'annuncio della scomparsa del giovane manager, che a Belluno era stato anche manager di filiale del Billa, ha colto dolorosamente di sorpresa i tanti coetanei pesani che ricordavano con affetto il ragazzo dai modi riservati trasferitosi fuori regione per lavoro. Pagina 27, Alleghe si prepara a rinnovare tutti i punti luce del territorio. Sono 536 i lampioni del paese che verranno sostituiti grazie al progetto 3L. De Toni, il sindaco, via i lavori da aprile, il risparmio verrà diviso tra noi e il gestore. Partito l'iter tecnico per il futuro bacino di innevamento artificiale. Canale d'Agordo, l'eroismo di Perlasca, tratteggiato dal figlio. L'appuntamento è per il 16 marzo, giovedì, alle 20:30 nella sala degli emigranti a Canale d'Agordo. E ancora a Val di Zoldo, al Fusine e in diretta via web, la serata dedicata al lupo. Pagina 28, danneggiato il cantiere della pista da bob, abbattute reti di protezione. L'assessore Ghezze, l'opera va avanti, valutiamo l'installazione di telecamere. Il danno è limitato ma molto indicativo, vorrei si trattasse di una bravata. Conto alla rovescia, Paralimpiadi fra 3 anni, palazzi colorati di viola, in questo caso Palazzo Balbi illuminato di viola ieri sera, siamo a Venezia. Verso le Olimpiadi, villaggio Enini per gli atleti, Borca prepara il suo progetto. Notizie da Aurunzo di Cadore con pagina 29, media e liceo ancora chiusi, ritorno in aula previsto giovedì. Per riprendere le lezioni va ripristinato il quadro elettrico colpito da un focolaio. Il sindaco Vecellio Galino, l'istituto è sicuro ma servono dei pezzi di ricambio. Agordo, nuovo palaghiaccio, sarà pronto per l'estate lo studio di fattibilità. Cortina, la regione stanzia 830.000 euro per l'ospedale Codivilla. E ancora una folla ha salutato Coletti, colonna dell'ufficio tecnico. Parliamo di Giuseppe Coletti, ha lavorato in comune a Pieve di Cadore appunto per decenni. Dalla rubrica Cultura e Società, Passioni, Pordenone, l'arte del fumetto ha trovato casa. Al museo c'è un mondo di colori e fantasia, 20 sezioni, pagine rare, personaggi amati e grandi firme. Così la città guarda anche alla capitale della cultura 2026. Dalla rubrica Giorno e Notte, la vicenda Matteotti a teatro con il monologo civile di Donadoni. Lo spettacolo in scena sabato al Comunale è basato su documenti storici, le vicende politiche e umane accompagnate dalla musica di Caterina Aidukova. Libera Cadore, stasera a Pieve, denuncia e perde tutto, l'odissea di Bentivoglio tra pizzo e burocrazia. L'appuntamento è per stasera appunto alle 20:30 nella sala consigliare della magnifica comunità di Pieve di Cadore. Passiamo allo sport bellunese, pagina 33, Fanta sul polisportivo, se i costi aumentano lavoriamo a stralci. Calcio di Serie D, il dirigente ha sentito il comune sui lavori alle tribune, il successo sul Montecchio, la squadra giocava bene da un po'. Prima e seconda categoria, Borgo Lentiaia più 12, la festa promozione può essere già domenica. Sport invernali, monti, lo sci è sempre più costoso, difficile arrivare ad uno ski pass unico. I tecnici genitori dovrebbero smorzare un po' l'agonismo per i bambini.
Ancora sport bellunese, pallavolo Serie A3, Darolde il KO di Parma complica i piani playoff, nelle ultime gare servirà molto la testa. Tennis Serie C, Belluno debutto da incubo sui campi del Padova. E ancora hockey Alps League, alle 20:30 iniziano i quarti di finale, Cortina si fa sul serio, gara 1 con il Lustenau all'Olimpico. Curling maschile, Dolomiti, un argento che vale uno scudetto, i cortinesi si arrendono solo al Trentino di Retornaz, Zisa, siamo orgogliosi, il livello delle finali era altissimo. Rugby Under 15, una super domenica e doppia vittoria di Belluno al Pago e Feltre, Valdobbiadene. E sempre per il Rugby Under 19 la selezione provinciale ritorna a sorridere. Concludiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti sulla pianura, nebbie locali di notte in dissolvimento di mattina, precipitazioni in pianura in prevalenza assenti, sulle zone montane saranno probabili deboli precipitazioni intermittenti durante le ore centrali con il limite della neve intorno ai 1200-1400 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicolo a Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.